Beh, la pandemia non ferma certamente le iniziative culturali, la programmazione, si può andare sempre via online. Provate a immaginare quanti sono che operano al Polo Nord in mezzo ai ghiacci, no? Per lavoro, studiosi e quant'altro. Come fanno ad essere in contatto col mondo e parlare con internet, con queste, diciamo, con la digitalizzazione? Quindi questo ci porta a Fiume Veneto perché c'è un programma culturale ambizioso per l'anno in corso 2021, quindi abbiamo qui il sindaco, magari in anteprima ci dà alcune, diciamo, notizie in merito. Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Sì, direttore, è un programma culturale sicuramente ricco e ambizioso, come giustamente diceva, ma un programma culturale che abbiamo voluto così inaugurare in un modo molto originale. Appunto alcuni assessori, alcuni consiglieri si sono prestati ad interpretare i protagonisti di questa stagione culturale del 2021. Abbiamo Dante Alighieri, a lui sarà dedicata una rassegna, un'intera rassegna proprio per i 700 anni dalla sua morte, ed è il vice sindaco Roberto Corai. Poi abbiamo due pittori, abbiamo sia Caravaggio che Artemisia Gentileschi, l'assessore Michele Ceolle e l'assessore Sara Pezzutti. In particolar modo per Artemisia Gentileschi ci sarà un'iniziativa proprio per sabato, per lunedì 8 marzo alle ore 20:30. Questa sarà anche questa online. Tra l'altro così l'inaugurazione di queste iniziative online ha riscosso successo, quindi procediamo in questo senso. Assomiglia però Dante Alighieri, l'assessore. È perfetto, direi. È perfetto. Leva le nostre immagini, lascia, ecco, grazie. Poi abbiamo Kobe Bryant, interpretato dal nostro consigliere Alessandro Zannese. Ma conosci il basket o... Conosce il basket, ma insomma è stato molto impegnativo portarlo a quella gradazione. Inaugureremo il rifacimento del così definito campetto da basket in maniera più istituzionale, la piastra polivalente, e in quell'occasione il nostro concittadino Simone Marcuzzi presenterà il suo libro proprio su Kobe Bryant. Abbiamo il sindaco Coco Chanel, perché quest'anno i 50 anni dalla morte, e anche perché dedicheremo proprio ad una delle frasi celebri di Coco Chanel la terza panchina, l'inaugurazione della terza panchina rossa. La frase, la bellezza inizia quando decidi di essere te stesso. Poi Pinocchio, sappiamo che anche qui ricorre l'anniversario del... No, immagino, sappiamo che l'assessore... No, povero consigliere Fulvio Drago che si è prestato. Bravo. Poi abbiamo la sciamana, l'assessore Donatella Zaretti. Non poteva che essere che lei. La sciamana è molto importante perché richiama, ci riporta a quella che sarà l'inaugurazione di una sezione sulle tradizioni spirituali dei popoli nella nostra biblioteca. È tutto pronto, dobbiamo solo inaugurarla. Il consigliere Stefano Mutton impersonifica lo scrittore per le nostre rassegne Voce l'autore, ormai arrivate al terzo anno, e poi Babbo Natale, il consigliere Roberto Viera, per tutte le iniziative legate al Natale. Penso che al di là insomma del modo così simpatico sia una dimostrazione di forte coesione anche della squadra. Sono pienamente d'accordo e ringrazio Jessica Canton che ci ha fatto questo regalo, ma veramente simpaticissimi, bravi anche loro che si sono prestati. Grazie ancora sindaco Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto.